È stata una partita difficile, non guardo il risultato, loro sono stati sempre in partita, quindi è stata una partita veramente molto tattica. Il primo tempo è finito 2-0, poi subito sono stati bravi nel secondo tempo a fare subito il 3-0 e il 4-0. Poi loro hanno utilizzato il portiere di movimento e questo un po' ci ha dovuto far cambiare un po' la nostra prospettiva della partita, però diciamo è andata bene. In casa, come vedete, i punti arrivano, adesso dobbiamo capire un po' cosa ci succede fuori casa, ancora ci stiamo lavorando, lo dobbiamo capire proprio prima possibile perché il tempo stringe. Sarà l'atteggiamento, sarà nella nostra l'atteggiamento, le prime fasi, non lo so, della partita, ancora ripeto, non sappiamo cosa significa adesso, speriamo di trovare subito i meccanismi, adesso c'è un derby col CUS, diciamo per me è fuori casa anche se è un derby, quindi speriamo bene. Gli obiettivi diciamo che erano alti, la classifica dice tutt'altro, quindi non dico che ci siamo ridimensionati, però per noi gli obiettivi rimangono sempre gli stessi. Poi se il campo dirà che non dobbiamo vincere il campionato, non dobbiamo fare i playoff, non vincere la Coppa, andare in Coppa, poi sarà sempre il campo a parlare, però per noi gli obiettivi sono sempre quelli di vincere. Era importante fare punti anche perché abbiamo passato una settimana particolare, purtroppo il trend casa, trasferta, neanche noi riusciamo a capire qual è il problema, ma dobbiamo subito cambiare e già pensare a fare punti anche fuori casa, perché se in casa siamo ancora imbattuti, una squadra che vuole lottare, vuole provare a vincere il campionato, anche se adesso diventa difficile, però adesso rimane l'obiettivo arrivare soprattutto nei primi 4 posti, che significa Coppa Italia. Ha calciato veramente in una maniera violenta, anche un tiro ravvicinato e niente, è stata una botta incredibile, per fortuna nulla di grave. Comunque la Cirale dopo ci ha messo nel secondo tempo, giustamente, visto che stava perdendo 3-4-0 se non sbaglio, e quindi la tattica del portiere movimento stava per crearci qualche problema. Per fortuna dopo anche noi abbiamo fatto il quinto movimento e abbiamo tenuto bene palla. Non è fatto segnare per un portiere, specialmente per i piedi che ho, questa vale tripla, non doppia. Quindi per fortuna la porta era libera e non ci ho pensato 2 volte a calciare. Fortunatamente l'ho presa benissimo e la palla si è infilata dentro la porta e lì veramente neanche io ci credevo. Questa settimana test difficilissimo contro il CUS, anche perché loro hanno l'obiettivo della salvezza e sono una squadra, ovviamente sono una buona squadra, li conosciamo bene. A casa loro sarà molto difficile, anche perché noi dobbiamo iniziare a fare anche punti fuori casa.